Buonasera, bentrovati e bentrovate. Sono Elisabetta Barisoni, la responsabile di Capesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia, e anche co-curatrice della mostra Ritratto veneziano dell'Ottocento, insieme al professor Roberto De Feo, che è qui di fianco a me, dell'Università di Udine. Accogliamo questa sera con noi un relatore d'eccezione, Enrico Colle, professore Enrico Colle, per una conferenza che ci introdurrà alla seconda parte di questo ciclo di conferenze che abbiamo dedicato alla mostra del ritratto veneziano dell'Ottocento. Ricordo, per chi fosse interessato, anche per chi fosse appassionato all'argomento, che stiamo registrando tutti gli interventi, fin dal primo fatto da Roberto De Feo, il ritratto tra presenza e assenza, dello scorso 23 gennaio, e li metteremo, caricheremo poi i video sul sito, sulla pagina del sito di Capesaro, perché devo dire che gli argomenti che poi da oggi in poi, ma già dalla scorsa conferenza con Chiara Squarcina, sono anche degli argomenti molto specifici, perché io ho parlato invece dello scorso 30 gennaio dell'Ottocento di Nino Barbantini, quindi un'introduzione ancora generale come quella del professor De Feo, e Matteo Piccolo, il conservatore di Capesaro, ha parlato degli arrivi della mostra, dopo la mostra del 1923, nelle collezioni di Capesaro, nelle collezioni veneziane. La dottoressa Squarcina ha affrontato uno dei primi a fondo, approfondimenti che vogliamo legare a questa mostra, e quindi la moda nell'Ottocento. Oggi con Enrico Colle parliamo del viaggio negli interni veneziani. Il prossimo martedì 5 marzo Matteo Bonanomi parlerà invece delle donne e le saloniere nella Venezia del primo Ottocento, Giustina Renier Michiel e Isabella Teotocchi Albrizzi. Poi vi ricordo il 12 marzo con Elena Barbalic il panorama del melodramma ottocentesco a Venezia, scandalo e censura, e infine il 19 marzo chiuderemo con un argomento ancora particolare o peculiare di questo secolo con Francesco Cigolini, il sorriso dell'Ottocento, alimentazione, igiene e problemi di salute. E vi invito a seguire appunto la pagina della mostra sul sito di Capesaro, perché abbiamo messo a punto l'elenco degli invitati e dei conferenzieri per un grande convegno di fine mostra il 26 di marzo che si terrà a Capesaro, e in questo caso speriamo di essere aiutati dal tempo e che sia più clemente di oggi. Nell'Androne di Capesaro sarà tutta la giornata con diversi interventi dedicata anche e soprattutto attraverso gli studi dei saggisti, ricercatori che ci hanno aiutato per il catalogo, che cosa abbiamo scoperto ed è andato in catalogo e cosa abbiamo scoperto anche negli ultimi mesi, quando la mostra era già aperta e il catalogo era bello che stampato. E ci auguriamo che tutte queste conferenze e anche il convegno finale della giornata di studi siano di stimolo anche per nuovi, giovani o meno giovani ricercatori e studiosi o appassionati che vogliono approfondire alcuni aspetti della mostra. Io vi do il benvenuto come Fondazione Musei Civici qui a Palazzo Mocenigo, e vi ricordo che vi porto anche i saluti dalla nostra Presidente Maria Cristina Gribaudi, del nostro Consiglio d'amministrazione e di tutta la dirigenza di Fondazione Musei Civici e degli uffici poi che ci aiutano come comunicazione, amministrazione, tutti gli uffici che sono dietro questi eventi, perché siamo veramente un grande gruppo di lavoro che conta 11 musei Venezia, più tutte le attività e i musei che animiamo in terraferma a Mestre e Forte Marghera. C'è molto da lavorare, ma grazie di continuare a seguirci. Grazie. Buonasera, sono molto lieto di poter presentare e di avere qui con noi il professor Enrico Colle, che è il direttore del Museo Stibber, che oltre a essere un docente dell'Alma Mater Studiorum di Bologna alla scuola di specializzazione per storia delle arti decorative, un amico e un grande esperto di decorazione di mobilia. Ricordo il suo testo importantissimo sul mobile impero, che è uno dei capisaldi della storia di questo argomento. Ci tengo particolarmente che sia venuto a parlare, perché l'aspetto del mobile e degli interni che vengono anche rappresentati all'interno di questi ritratti, all'interno dei dipinti, sono parte integrante della narrazione di tutto questo mondo. Quindi sono particolarmente lieto di averlo qui con noi e do immediatamente la parola a lui, perché più tempo è meglio che venga dedicato a lui. Grazie.
Ecco, grazie dell'invito a Venezia, che per me è una città che ha ricordi. Io, nonostante abbia studiato a Firenze, mi sono laureato poi a Venezia con, lo ricorderanno tutti, il professor Mazzariol, e quindi è una città che mi lega. Sono veneto anch'io, come si sente, nonostante i 40 anni di Firenze, perché sono di origine bellunese e quindi con il legame al territorio veneto, e ho avuto modo di conoscere i discendenti di alcuni di quelli ritrattati che sono esposti qui nella mostra, e poi di interessarmi anche all'argomento che mi coinvolge di più, che è appunto come è stato detto, la decorazione di interni e gli arredi, che mi ha portato più volte poi anche a Venezia a studiarli nelle varie epoche stilistiche, per proprio una collana sul mobile che va dal barocco fino all'Ottocento. E le voglio ringraziare appunto Elisabetta Barisoni e Roberto De Feo per l'invito, e complimentarmi, insomma, non lo so, ma è anche poco, per dare un attestato della bravura con cui hanno allestito questa mostra, che è bella da vedere, ma è interessante perché si scoprono, come ognuno di voi durante il giro alla mostra ha potuto vedere, tante cose, tanti artisti inediti, tanti personaggi che sono stati importanti per la storia della cultura veneta, e quindi mi ha appassionato leggere poi nelle pagine del catalogo sia i saggi introduttivi di De Feo e Barisoni, soprattutto Barisoni, che mette in luce un problema che tutti si erano posti quando, almeno i miei amici, quando dicono come mai riproporre una mostra del 23. E in effetti è una mostra che ha il suo interesse, il suo scopo, perché riesce a focalizzare e a spiegare quell'interesse, quel momento di interesse, come ha scritto Elisabetta Barisoni, nel 23, per la pittura dell'Ottocento, seguito dalle prime esposizioni all'inizio del secolo di Oietti e della Margherita Sarfatti sulla pittura dell'Ottocento toscano, su quella lombarda, è stato un momento, un flash si potrebbe dire, di questo interesse per la pittura dell'Ottocento, perché poi subito dopo, con l'avvento del regime, con le istanze moderniste, l'Ottocento è stato messo da parte, è stato archiviato fino agli anni 60, quando Sandra Pinto, Fernando Mazzocca e via via gli altri studiosi hanno riportato alla luce episodi salienti di questo secolo, che è un secolo straordinario, uno secolo dove succede di tutto, e quindi questa mostra mette a fuoco proprio lo svolgimento artistico, intellettuale e storico di questo secolo. Io penso io ho fatto una piccola digressione autobiografica, ho lavorato molto per la soprintendenza e ho risistemato gli appartamenti reali di Palazzo Pitti negli anni 90, e poi via via sono stato chiamato a collaborare a varie altre risistemazioni di dimore reali, che erano state completamente svuotate proprio dal 29 al 40, dando gli arredi, che erano considerati arti minori e non opere di artigianato artistico, se non vere opere d'arte, e quindi mi sono trovato davanti negli anni 80, quando ho cominciato le mie ricerche, a degli ambienti vuoti, depauperati del senso. Non si capiva l'Ottocento vedendo gli ambienti dei palazzi reali in quello stato, e via via adesso col recupero, uno degli ultimi recuperi è stato proprio quello del vostro Palazzo Reale di Venezia, che ha inserito le sale reali nel percorso, ed è stato veramente un'opera meritoria. Ecco, io però comincerei subito, per non perdere tempo, dal nostro argomento, cioè questo cammino lungo la storia dell'Ottocento, la storia
storia degli interni e dei personaggi e soprattutto delle case, dei palazzi in cui questi personaggi vivevano e si facevano molto spesso anche ritrarre. E il primo, ahimè, la prima immagine che, diciamo, componendo questo nostro incontro dal catalogo che mi è venuto incontro è quella del busto di Gianantonio Selva, che ahimè non c'è in mostra, ma mi faceva comodo per aprire quello che è il nuovo secolo, la fine del Settecento, il neoclassicismo, che a Venezia, nonostante fosse stata una città dove soggiornavano intellettuali, artisti che si erano fatti propulsori del gusto neoclassico, il gusto rococò rimane molto a lungo e l'aristocrazia locale solo a partire dagli anni 90 del Settecento comincia ad adeguare le proprie abitazioni a questo nuovo gusto. Gianantonio Selva è uno che si forma alla scuola di questi teorici che frequentavano l'accademia anche veneziana, e qui è ritratto secondo il busto all'antica, drapeggiato con un manto che lo contorna, secondo un ritratto ufficiale già diciamo avanti nell'Ottocento, siamo nel 1828, ma di Gianantonio Selva ricordiamo, giusto per avere un'idea di come operasse, la Fenice, vero, e il Duomo di Cologna Veneta, che è veramente l'ispirazione di un neoclassicismo filtrato attraverso le opere di Palladio, il Nume Tutelare per i neoclassici veneti e non solo. Anche Gianantonio Selva poi nell'epoca napoleonica è stato il fautore dell'Arco di Trionfo per l'ingresso nel 1807 di Napoleone, con questo enorme arco sospeso sul Canal Grande, decorato da Giuseppe Borsato, di cui parleremo più avanti, un altro esponente di quello che è stato l'ambiente artistico neoclassico veneziano e in Veneto. Ma ecco che il neoclassicismo ha, più che a Venezia, una grande diffusione in terraferma e soprattutto a Padova. Padova diventa un po' la città competitiva con Venezia a partire dall'Ottocento, dai primi anni dell'Ottocento. A Padova ci sono manifatture, a Padova c'è un'università, ed ecco che anche Gianantonio Selva va a lavorare per la committenza padovana, questo è Palazzo della Zara, e insieme sviluppa quelle che erano state le idee di Carlo Lodoli e di Carlo Lodoli e di Andrea Memmo, che era stato il provveditore a Padova ed è stato l'autore, proprio secondo i canoni del neoclassicismo e dell'illuminismo, soprattutto della trasformazione di un luogo insalubre come Prato della Valle in un luogo invece dove la bellezza dell'ornamentazione seguiva anche il bisogno di insegnare, insegnare dilettando. Perché? Perché tutto intorno all'isola Memnia ci sono le statue dei personaggi illustri padovani, e questo sarà una caratteristica anche della decorazione degli interni dell'illuminismo, cioè del neoclassicismo, e del primo Ottocento. Sono bandite le tappezzerie, vengono invece riprese le decorazioni e i grandi affreschi che dovevano spiegare agli abitatori delle sale la storia antica, i fatti salienti della storia anche contemporanea. E appunto all'interno di questo clima del neoclassicismo non si poteva non citare il quadro che rappresenta il conte Windman di Teodoro Matteini, proprio siamo nel 1799, proprio alla fine,
Perché? Perché il personaggio è un personaggio che apparteneva a una famiglia di recente, insomma abbastanza recente nobiltà, ma proveniente dalla Carinzia, e che si era trasferita a Venezia abitando, e qui lo vediamo, il personaggio poi partecipò alle guerre napoleoniche, fu insignito dal Beauharnais, dal viceré, di varie onorificenze, e poi ahimè si arruolò per la campagna di Russia e lì morì. Però possiamo pensare a in quali sale si aggirasse questo personaggio, in delle sale ancora decorate secondo il gusto tardo barocco del Palazzo Widman, che ancora oggi si possono vedere. Quelle che invece erano le sale, quindi più moderne, erano quelle che vediamo in questo piccolo acquerello, ahimè ho solo l'immagine in bianco e nero, di un interno veneziano degli anni 90, dove ormai il gusto è pienamente neoclassico, si vede dai supporti, dalle gambe delle console, dalla grande specchiera sul fondo, e dove l'unica ancora concessione al rococò è la parte alta della specchiera con quelle volute rocaille, e rappresenta proprio una scena d'interno con dei damerini che vengono a dare omaggio alla giovane dama, come poteva essere il giovane Wyndham ritratto. Gli unici di pochi ambienti veneziani che recano ancora una traccia del Settecento sono quelli di Palazzo Querini Stampaglia, e realizzato proprio anche questo nella seconda metà degli anni 90 del Settecento per questa nobile famiglia, e vedete che la decorazione si fa più rarefatta, si lascia spazio agli affreschi di carattere mitologico e si riprendono le grottesche di origine raffaellesca, perché sono rielaborazioni già cinquecentesco spesso queste decorazioni che vengono utilizzate, come già le aveva utilizzate Palladio. E qui vi faccio vedere i due interni padovani, sempre su questo gusto. In questi anni già siamo a cavallo tra il 7 e l'800, uno è Palazzo Zigno e uno è Palazzo Manzoni. E come vi dicevo, sono attivi decoratori che si formano all'Accademia di Venezia e poi si trasferiscono ad operare in terraferma, come molti dei pittori presenti anche in mostra. Vedete che all'interno, ecco, ho andato avanti, ma all'interno delle pareti ci sono scene allegoriche, scene storiche, scene mitologiche, perché appunto si doveva imparare qualcosa, la pittura doveva insegnare anche. Abbiamo parlato del grande artista, decoratore, affreschista del primo Ottocento veneziano e poi anche di terraferma, che è Giuseppe Borsato, in questo ritratto di Odorico Politi del 1830. Su di lui proprio Roberto De Feo ha scritto una grande monografia con tutte le notizie reperibili fino ad oggi. Non saprei che cosa aggiungere. Qui il ritratto nel momento in cui compie il suo quadro più famoso, l'interno della Basilica di San Marco, ma nel suo studio contornato anche da quelle che sono le rappresentazioni dei suoi affetti, il busto della moglie, il ritrattino del figlio morto, eccetera. È proprio Borsato che morirà poco dopo questo ritratto, nel 1838, fin dall'inizio. È andato più avanti, ecco, sì, 49, scusate, è andato più avanti, ma ben per noi, perché è riuscito a realizzare diversi ambienti. Comincia nel 1807 circa con
gli ambienti di Palazzo Reale di Venezia, quella che è l'ala napoleonica, e lavora insieme a giovanissimi artisti come Hayez, Demin, Moro ed altri, e crea ambienti sontuosi in linea con lo spirito dell'impero di quegli anni. Così come anche nella villa di Stra, acquistata nello stesso anno da Napoleone per farne una residenza estiva del viceré di Beauharnais, dove addirittura, per capire come cambiano i tempi, si voleva distruggere il grande salone con l'affresco del Tiepolo per realizzarne uno così nuovo secondo i canoni dello stile impero. Non era una cosa nuova. A Firenze Elisa Baciocchi avrebbe voluto buttare giù tutti gli stucchi di Pietro da Cortona a Palazzo Pitti per creare appunto degli ambienti simili. All'interno però riesce non solo a progettare, ma riesce anche a far dipingere lui stesso alcuni ambienti. Vi faccio vedere il bagno, uno dei bagni, la sala delle dame, e vedete qui il gusto si fa più rarefatto, grandi fondi bianchi, molto più semplificato rispetto alla magniloquenza degli interni del Palazzo Reale di Venezia. E anche la mobilia che viene realizzata in questi anni da questo ebanista Casadoro si distingue rispetto all'altra mobilia europea e italiana per questo carattere di estrema semplicità e per l'uso, e quello era un po' un'indicazione a tutte le industrie locali nei vari stati italiani governati dai Napoleonidi, di usare le essenze del luogo. In questo caso qui c'era abbondanza di legno di noce e sono rivestiti anziché di mogano in legno di noce, con delle applicazioni però in bronzo dorato che venivano importate dalla Francia, perché qui non c'era ancora una lavorazione così raffinata come quella della Francia. E accanto vedete un letto ancora di gusto settecentesco per il Beauharnais e non riesco a capire dove orientarlo. Eccolo qua, perfetto, ho capito. E il mobilio di questo gusto lo si può vedere in un altro ritratto, il ritratto della famiglia Ciconiara, di cui vi porto un particolare rispetto al grande quadro che ha presente sulla sinistra anche il figlio del Ciconiara, un quadro che la storia è stata detta durante la visita alla mostra. Io sono arrivato un po' avvisato, quindi sapete già tutta la storia di questo quadro che accomuna Hayez, accomuna Ciconiara con Canova, ovviamente, che erano i due spiriti eletti di quell'epoca, e però la moglie siede su una poltrona molto simile a quelle disegnate dal Borsato probabilmente per la villa di Stra, e che ancora oggi ci sono, dalle linee molto semplificate ma con questi intagli che richiamano la grandiosità dello stile impero, con questi grifi alati. Siamo ormai dentro nell'Ottocento nell'epoca della Restaurazione, quindi il mondo è mutato, ma poi non tanto, in quanto per quanto riguarda lo stile non è mutato, perché continua ancora ad operare Borsato per diversi anni, e quindi si cerca di coniugare lo stile impero alle nuove esigenze rappresentative, di spurgarlo da tutti i rimandi a Napoleoni, Aquile, Cigni, eccetera. E qui vediamo il ritratto di Giuseppe Treves, un personaggio che è anche legato ai ritrattati che vi ho fatto vedere prima, perché ricco banchiere, le sue attività commerciali sono esemplificate sullo sfondo dal veliero, questa poderosa flotta commerciale, e lui sta scrivendo delle lettere di scambio, delle lettere appunto di credito della sua attività. Giuseppe Treves muore nel 1825
e poco prima i due figli, Jacopo e Isacco, ecco, acquistano un palazzo, ecco, questo sul Canal Grande, di fronte alla Chiesa della Salute, per fare cosa? Per inserire, farne un appartamento di rappresentanza, e quindi danno l'incarico al Borsato, e soprattutto per inserire, e questo sono una particolare delle decorazioni di una delle sale, e l'angolo, una visuale di una di queste sale del palazzo, e soprattutto per inserire due statue importantissime, i due colossi, l'Ettore e la Iace, che Canova aveva lasciato quasi incompiuti nel suo studio romano. Acquistare delle opere di Canova per un privato era impensabile all'epoca. Per dirvi, solo sovrani e imperatori potevano permettersi il lusso di acquistare un'opera, i grandi lord inglesi, e di acquistare un'opera di Canova, e lui riesce ad acquistarle perché, per dirvi la fortuna immensa di questa famiglia stabilitasi a Venezia. E Borsato crea un ambiente molto particolare all'interno della sua abitazione, una sala che finisce in una nicchia, grande nicchia circolare, che prende luce dalle finestre sul Canal Grande, in modo da illuminare con una certa sensibilità le due grandi statue. E poi il Borsato stesso dipinge una scena avvenuta proprio in quegli anni, la visita dell'arciduca Ranieri, del viceré del Lombardo-Veneto, insieme all'imperatore Ferdinando, e proprio in questa occasione i Treves avevano dato questa grande festa. Era a Venezia, se non sbaglio, non c'erano statue di Canova, quindi c'era qualcosa, ma queste erano... Ecco, sì, quindi dovevano andare lì, insomma, aprire il palazzo per far vedere queste opere ancora allora. Un altro personaggio che anche concorre con i Treves nella ristrutturazione dei suoi palazzi, e soprattutto anche i figli, è Giovanni Papadopoli. In questo busto, i Papadopoli è un'altra famiglia molto ricca. Acquistano un palazzo Marcello per farne poi la loro residenza, e anche loro chiamano Borsato per decorare le sale. Vedete, le decorazioni seguono anche in epoca restaurazione il gusto impero. Ecco, l'altro personaggio, poi i Papadopoli acquistano altri palazzi, creano una collezione grandissima, eccetera. È una famiglia veramente, insieme ai Treves, importante per Venezia, per la committenza artistica. Ma un altro personaggio, forse non meno importante, che mi lega alla mia terra, è invece il Giovanni Antonio de Manzoni, che in mostra ho visto ci sono più ritratti, almeno due, più giovane, questo già in età matura, con lo sguardo penetrante, acuto del commerciante, del mercante. Difatti lui aveva fatto un'immensa fortuna col commercio del legname, acquistando ad Agordo la villa dei Crotta, un'antica famiglia dell'epoca che aveva sfruttato le miniere nel 600 e nel 700, e costruisce un palazzo a Venezia, e quella che è più importante, una magnifica villa, ahimè ora insomma lasciata molto andare perché in mano a un'amministrazione
pubblica del luogo di Sedico, dando l'incarico all'architetto Iapelli, quindi chiama gli artisti più in vista del momento di costruirla, e poi chiama sia l'artista del ritratto che abbiamo visto al Poletti, sia Giovanni Demin, che abbiamo visto essere stato già nel cantiere di Palazzo Reale, ma insieme a Hayez nello studio di Canova a Roma, e poi in quell'epoca era un pittore richiestissimo tra la Lombardia e il Veneto, sia per dipingere gli interni delle ville venete, dei palazzi padovani, come vedremo, ma anche di quelli milanesi. Qui vi faccio vedere in una brutta foto la lotta delle Spartane, un affresco dipinto all'interno della villa, che io, piccola nota di colore, diciamo, sono andato a vedere ieri appunto, e l'ho trovata aperta. Una villa, c'era un unico impiegato in un ufficio sperso lì al secondo piano, e chiedo: io vorrei vedere un affresco di Demin nella villa. No, non so se lo cerchi. E io da solo, Demin chi è? Da solo ho cominciato a girare. Il primo piano non c'era niente, allora vado al piano terra, finalmente in una stanza buia col telefonino sono riuscito a vedere questo affresco, che però è rimasto così come lo vedete nella fotografia, ahimè. Il Manzoni occupa anche degli artisti dell'area dell'entroterra, un allievo di Iapelli, che è il Segusini, un architetto che ha lavorato molto per la nobiltà e anche per la chiesa per le chiese dell'entroterra veneto, e difatti veniva da Valdobbiadene, da quelle parti lì. E vi porto sotto vedete una piccola costruzione in stile neogotico fatta per il De Manzoni nella villa di Agordo, e sopra invece un palazzo, Palazzo Berton a Feltre, in un gusto tra il recupero del neoclassicismo ma anche dell'architettura del Cinquecento veneta, che era un po' il suo stilema. Quindi ci stiamo avvicinando a un periodo di transizione dove lo stile neoclassico comincia a venire messo un po' da parte, ma non tanto, ma comincia la rivisitazione degli stili storici, che è la caratteristica proprio dell'Ottocento, questa creazione di revival via via a seconda delle generazioni, e quindi un revival del neogotico, un revival dell'architettura del Cinquecento, che meglio si adeguava poi anche alla struttura degli edifici neoclassici. E proprio prima di andare avanti con gli anni volevo fermarmi, rimanendo nell'entroterra veneto, e farvi vedere il ritratto che non c'è in mostra, ma di due personaggi famosi. Il ritratto è di Angelica Kaufmann e sono Alessandro e Francesco Papafava. Vedete, Alessandro era stato a Roma, anche lui nello studio, aveva frequentato Canova e si era specializzato in architettura, mentre l'altro Francesco sta leggendo un libro, e il fratello nel palazzo appena acquistato a Padova, proprio Palazzo Papafava, decide di realizzare un appartamento nunziale per il fratello quando sarebbe ritornato con la sua sposa, una romana, una Buoncompagni, sarebbe tornato a Padova, e crea questo appartamento che è veramente una novità per quanto riguarda la decorazione. Gli ornati sono ridotti al minimo, e invece l'affresco prende tutta la parete, e questo è Demin con affreschi di soggetto mitologico in questo salotto ovale, un salotto ovale per il quale Papafava aveva studiato dei precedenti illustri. Vedete il camino con lo specchio viene ripreso da un'incisione di Percier-Fontaine per un allestimento di un palazzo di un principe polacco,
e addirittura sotto c'è il disegno per le sculture del camino che il Papa Fava aveva mandato a Roma per chiedere il consiglio a Canova se potevano andare bene queste sculture. Canova naturalmente disse di sì e si creò questo ambiente che, con la sfortuna dell'Ottocento, pensate, ecco, direi c'è stato un articolo proprio negli anni 20-30 che ha pubblicato le foto di questo interno dell'Ottocento. Dopo questo articolo non è successo niente, il palazzo è stato sgombrato di tutti gli arredi e lasciato in abbandono durante gli anni 50, 60, 70, 80 e solo con la fine del secolo scorso i proprietari hanno pensato di riportare gli arredi che erano stati tolti e dispersi in vari nuclei familiari all'interno delle sale, seguendo l'indicazione dell'articolo di questo storico del Brunelli che ce li documenta. Vedete come questo tripode in una sala degli stucchi, oppure questo cassettone e il tavolino che stava nella camera da letto, che ha una forma strettamente funzionale che prelude a quello stile Biedermeier che è molto presente in alcuni ritratti della mostra e che direi che molti hanno scambiato per un arredo degli anni 30, un arredo déco, ma il déco sta alla base, scusate, il Biedermeier, certo Biedermeier sta alla base anche di certe realizzazioni del déco appunto di Gio Ponti, di Buzzi e di tutti questi artisti. Vedete, vi ho portato alcuni disegni e ci sono stati disegni di un Manzoni, si chiamava il disegnatore di questi mobili, che seguiva le indicazioni sempre del Papa Fava e queste sono le realizzazioni del Carnera, si sa anche chi ha realizzato questi mobili. Mobili dalla forma ripresa dagli antichi Clismos che ritroviamo anche nel Caffè Pedrocchi e questo del Caffè Pedrocchi è un ambiente molto particolare perché i caffè diventano l'altro luogo della vita mondana. Uno non viene ripreso nel caffè, ma la vita sociale a partire dalla fine del Settecento si svolge anche nei caffè e Pedrocchi dà l'incarico agli Apelli di costruire questo caffè che si svolge su 2 piani. Questo è il primo piano che è in stile neoclassico. Vi faccio vedere sotto un acquerello con il Caffè dei Servi a Milano per farvi vedere come ci si trovava, come ci si muoveva all'interno di questi ambienti che erano ambienti anche di cultura oltre che di svago. E poi vi faccio vedere a Padova cosa veniva realizzato nel campo della mobilia perché seguendo le indicazioni di Borsato che diede alle stampe l'opera ornamentale nel 1831 dove pubblicò tutti i suoi, come avevano fatto Percier e Fontaine, tutti i suoi allestimenti e soprattutto gli oggetti di cui lui aveva fornito i disegni agli artigiani, tra cui questo genere di mobile che troviamo anche, l'ho visto ora guardando nella mostra sullo sfondo di alcuni ritratti, si trovano proprio questo genere di sedie di gusto ormai quasi Biedermeier. Vi faccio vedere un interno Biedermeier austriaco per farvi vedere come il cambiamento di gusto, siamo sempre all'interno di un neoclassicismo ma purgato da tutta la grandiosità, l'elemento delle dorature, gli elementi più fastosi tipici dell'impero e che ben si adatta alla vita di una nobiltà che in parte si è imborghesita e di una borghesia che vuole accedere al status superiore. Proprio nel Caffè Pedrocchi, vediamo se c'è tempo, sì, volevo leggervi, tornando un attimino sull'immagine precedente,
volevo leggervi cosa era stato scritto all'inaugurazione del caffè, di cui abbiamo visto questo il primo piano, ma ci sono le sale superiori ed è lì il bello del caffè. Chi c'è stato se le ricorda, e io volevo leggervi cosa venne scritto in quegli anni, se ci vedo, al piano superiore del caffè, dove si susseguivano sale, ognuna concepita e ammobiliata in modo diverso. Queste varie sale decorate su stili diversi, tolti da età differenti, ed una, per esempio, volle si avesse l'armonica severità dell'arte greca, in un'altra i fantastici capricci ed i mille trafori dell'araba meschita, una terza le austere linee rabescate dei misteriosi segni dell'antico Egitto, alcuna ricorda l'etrusca semplicità, un'altra le esili eleganze delle camere pompeiane, quali i timidi sforzi del gentil Quattrocento, un'ultima, infine, gli immaginosi trasmutamenti del barocco. Quindi vedete che già siamo negli anni 40, già si assiste a questa rinascita dei vari stili storici per la decorazione degli interni. E andando avanti vi volevo far vedere, ecco, alcuni oggetti di manifattura padovana. Appunto, Padova poi diventa famosa per le argenterie, anche la nobiltà veneziana si rivolge a Padova. Questi sono esempi di un argentiere famoso che è Luigi Merlo, che riprende un po' quello che sono gli ornati del Borsato, oppure la fabbrica di Este, che anche nelle sue cose tardo settecentesche, come quei putti, quel centrotavola, poi un portocatino appunto elaborato sullo stile eclettico. E un altro, proprio si parlava del Biedermeier, appunto un'area del Veneto dove più si risente l'influsso dell'Austria, naturalmente, è Trieste e Gorizia, quell'area di confine. E l'abbiamo visto tutti, questo ritratto della famiglia Brucker, dove Luigi Brucker e la moglie Amalia siedono vicino al piccolo Federico, che tiene in mano questo carattere molto intimista anche del ritratto, non è più il ritratto ufficiale, tiene la mano del padre e con l'altra dà una mela, ma è una pesca? No, ho sentito, forse è una mela, novello paride alla mamma come la più bella donna, e si sa, la mamma è quello, è la più bella donna che ci sia sulla terra. E in questo interno c'è da porre in evidenza che con la restaurazione queste terre di confine furono luogo dell'esilio dei Napoleonidi, soprattutto di Elisa Baciocchi e poi che chiamò poi la sorella Carolina Murat, perché erano più sotto controllo. Quindi questi primi anni della restaurazione vedono in questi interni un riferimento al mobile impero molto deciso, preciso, anche se l'interno è molto accogliente di quelli Biedermeier, dati anche dal mazzo di fiori che ingentilisce tutta l'atmosfera di questo salone, che termina con la console e la specchiera impero, come si vede in un altro ritratto dello stesso autore di Tomins, dove due fidanzati, anche loro, sono ritratti in un interno di gusto impero. Perché? Perché sia Elisa Baciocchi che poi Carolina Murat avevano portato con sé anche arredi provenienti dalle loro regge. In questo caso vedete un mobile di Jean-Baptiste Youf, che era l'ebanista di corte in Toscana durante il regno di Elisa Baciocchi, e dall'altra parte uno degli ambienti abitati invece da Carolina Murat in quei primi anni della restaurazione. E
Abbiamo visto la parte più, si potrebbe dire, più spettacolare anche degli interni. C'è anche una parte molto più intimista. In questo caso alcuni personaggi si fanno ritrarre secondo una in certi interni un po' più spogli, si potrebbe dire, un po' più severi in questo caso, direi. E questa è di Elena Vendramin, una nobildonna che aveva sposato un Valmarana, ricchissima per via ereditaria, che sia prima della morte del marito, ma soprattutto dopo la morte del marito, si dedica ad attività benefiche, e quindi la sobrietà della sua vita viene riflessa nell'ambiente in cui lei viene ritratta, un ambiente molto sobrio, con dei mobili che si avviano verso il gusto degli anni 40 dell'Ottocento. Lo stesso si può dire del ritratto di Vespasiano Muzzarelli, un altro personaggio che si fa ritrarre in una posa molto disinvolta. Anche il ritratto acquista un carattere più intimista, meno rappresentativo, meno celebrativo in questi anni, seduto su una comoda poltrona. Sono delle tipiche poltrone ideate tra gli anni 30 e 40, che diventano delle chaise longue rivestite di pelle e si potevano allungare vicino a un divano che è molto simile a quello della contessa Vendramin, dalle forme rigide, di un neoclassicismo molto purgato, di uno stile impero molto purgato. E l'autore del ritratto è Pompeo Molmenti, un pittore che ci interessa perché nei suoi quadri, e soprattutto in un paio di quadri che sono esposti anche alla mostra, in questi bozzetti per l'Otello, si scorge, siamo nel 1860 circa, l'ingresso dello stile neogotico, uno stile che improntava già dagli anni 50 alcuni palazzi veneziani, e come abbiamo visto anche sulla terraferma alcuni edifici, sia gli appelli che difatti gli appelli col Pedrocchino realizza un piccolo edificio, una piccola follia, come venivano chiamate in Francia, neogotica, ma anche gli ebanisti padovani realizzano mobili in stile neogotico per gli interni. E nello stesso momento anche a Venezia Palazzo Giovannelli, vero, quello in basso nell'incisione, si creano ambienti di diversi stili, tra cui lo scalone neogotico, e per finire poi con Boito, con Palazzo Cavalli Franchetti, di cui vedete sopra la facciata, e poi lo scalone, dove però siamo qui già in anni avanti, nel 1870, si mischiano ricordi diciamo dell'architettura medievale, dell'architettura del Rinascimento insieme al neogotico. E poi mi è piaciuto mettere questo ritratto di Zaccaria Baglioni, bellissimo, che ho visto veramente strepitoso, di questo autore lombardo, Rillosi, perché è tutto un altro ambiente. In questi anni ci si fa ritrarre anche all'interno di una stanza in disordine, dove poter esporre un po' le passioni del ritrattato, la scherma, i duelli probabilmente sulla panoplia di armi sullo sfondo, quella composizione stranissima, come è stato evidenziato, di labari che non si sa se alludono a delle tendenze verso l'unità d'Italia, verso un'Italia unita, anche se il ritrattato è un asburgico praticamente fervente. Le tre piume, leggevo nel catalogo, sono bianche, rosse e verdi, forse
un'allegoria. Questo è un quadro molto intrigante che mi è piaciuto portare per eventualmente poi anche discuterne di come è stato creato. Poi le briglie, la passione naturalmente per i cavalli e per le cacce di questo nobile. E l'altro ritratto che mi permette di introdurre un altro argomento, che è quello dell'esotismo, è questo dell'Iparini di Gianlucio Poletti, che svolgeva l'attività di ingegnere. A vederlo così tutto si penserebbe che è un ingegnere. E di chimico, insomma non gli avrei affidato la costruzione di un ponte, perché gli piaceva molto l'oppio, e lo vediamo lì che fuma appunto il suo narghilè con lo sguardo che è ammiccante verso di noi, quasi dire provatelo anche voi, e quindi il tema dell'esotismo che a partire dalla metà dell'Ottocento c'era presente anche prima, ma veramente negli anni 50 e poi via via lungo la seconda metà dell'Ottocento col giapponismo si sviluppa sempre di più. Ora siamo ancora a un'evoluzione degli stilemi del mondo islamico, come avviene in Palazzo Palazzo Reale a Venezia, nei soffitti ancora decorati secondo la moda araba, secondo queste turcherie che erano molto presenti a Venezia fin dal Rinascimento. E che probabilmente erano anche presenti nelle ville, nelle case dell'aristocrazia dell'epoca. E ecco, ahimè, un altro ritratto che non c'è in mostra, ma che potrete vedere, vi invito se nessuno l'ha mai fatto, nel Museo Civico di Belluno, che è stato da poco ristrutturato, insomma ormai da diversi anni, ristrutturato e posizionato in un palazzo storico bellunese. E questo è il ritratto di Giovanni Bernardi di Barbarano, di Placido Fabbris, ed è il Barbarano era un collezionista, musicista, amava molto la musica, era maestro di cappella, mi sembra anche qui nella cattedrale di San Marco, aveva radunato una grande collezione di dipinti in casa sua del 4 e 500 che aveva fatto restaurare anche allo stesso pittore, allo stesso Placido Fabbris, che lo ritrae. E questo suo spirito di recupero del mondo del tardo Rinascimento e poi anche del Barocco è presente nella poltrona intagliata, una poltrona della fine del Seicento, e così anche nel tavolo a console. Infatti vi ho messo a confronto un'altra poltrona veneta di quegli anni, e proprio si inizia a partire dagli anni fine degli anni 30-40 questo gusto per l'antiquariato, insieme alla riscoperta dei capolavori artistici delle epoche passate. C'è una riscoperta anche della grande scultura dell'artigianato barocco, e questo si vede bene anche in altri ritratti che sono esposti in mostra. Dal barocco dobbiamo pensare, poi questa fortuna dello stile barocco genererà nuove industrie. Pensiamo agli intagli di Besarel che riscopre il Brustolon, per esempio, a tutta una serie di artigiani che avevano stabilito i propri laboratori qui a Venezia, perché a Venezia risiedevano tutti i ricchi viaggiatori provenienti dall'America, dall'Inghilterra, dalla Francia, e rifornivano di copie dei mobili veneziani del Seicento e poi del Settecento. Ecco che, come dicevano durante la visita alla mostra i curatori, si chiude il nostro itinerario, si parte da una condanna del Rococò e si finisce con invece il recupero dello stile rococò, dello stile per cui Venezia era andata famosa in tutto il mondo, e
in questo ritratto della Granduchessa Elena Pavlovna si vede bene che quell'eclettismo stilistico della metà del secolo è presente nella balaustra neogotica che si intravede dal drappo scostato, la sedia su cui siede, che potrebbe essere una sedia del Cinquecento, ma soprattutto dalla console, dal supporto di questo tavolo su cui poggia il braccio e la pelliccia, che è un intaglio barocco che potrebbe essere della metà del Seicento veneziano. E d'altronde la stessa hanno fatto bene a mettere in catalogo anche l'immagine e l'incisione di questa Granduchessa, che nasce poi come Elena del Württemberg, quindi una principessa tedesca, che andrà in sposa poi al figlio dello zar Alessandro I, quindi educata in ambienti, come si vede dall'incisione, dove il recupero storicista era ben presente. Pensiamo anche al castello di Miramare, vero? Che è proprio una fantasia tra mobili rifatti e mobili autentici, mobili fatti con pezzi autentici, quindi era il gusto antiquariale proprio dell'epoca che si rivede. Lei d'altronde, la Granduchessa, aveva abitato le sale del Palazzo d'Inverno, di cui vi porto un acquerello proprio di quegli anni di metà secolo, dove vedete tutto un tripudio di ornati rocaille e di mobili neo-settecenteschi, soprattutto francesi. Anche a Venezia si creano degli ambienti in questo stile. Per la visita di Giuseppe e Sissi negli ambienti di Palazzo Reale vengono ricreati i soffitti, gli interni, i mobili non ci sono più perché in parte non ci sono perché sono stati poi cambiati dai Savoia con mobili provenienti da Parma, dalle altre regge d'Italia, però si dovrebbe pensare che anche la decorazione di questi interni seguisse un po' questa moda, come si vede in questo particolare del ritratto che in mostra avete potuto vedere per intero, ma vi faccio vedere il flash sul tavolo di Leonardo Gavagnin, dove poggia le sue carte, i suoi progetti ingegneristici su una console del Settecento veneziano. E poi l'altro ritratto di questa signora ignota di Favretto, compiaciuta del suo nuovo arredamento, io penso, la seggiola neo-rococò, l'orologio Bull, le tappezzerie fiammanti, eccetera, molto compiaciuta di questo suo stile neo-rococò degli anni 70, come lo dovevano essere compiaciuti i personaggi della famiglia Albrizzi, che avevano ristrutturato una delle sale del loro palazzo in questo gusto neobarocco, nascondendo addirittura le decorazioni che Borsato aveva fatto prima, come ci aveva fatto rilevato proprio De Feo, che sono ancora presenti in quel fregio a grifi che vedete in alcuni particolari di panoplia negli angoli. Però tutto il resto viene ristrutturato secondo un gusto che appunto per concludere questa carrellata, come aveva avuto modo di dire Giuseppe Pavanello, parlando appunto della ricostruzione in questi anni del teatro della Fenice, che era andato distrutto, e quindi non più in modi neoclassici gli interni, ma in stile neo-rococò. Dice: nella sua ultima e definitiva metamorfosi, il Gran Teatro veneziano, proiettato in un Settecento immaginario, celebrava il mito di un tempo felice, quando la città, allora serenissima, era una capitale della cultura e dell'arte.
delle domande sono qui, me lo dite, proprio come si potrebbe parlare in uno dei salotti veneziani che abbiamo visto. Potete chiedere qualcosa, insomma, su questo, su quanto abbiamo visto, su questa evoluzione del gusto e degli stili, che si risente anche in pittura. Se si guardano bene anche i quadri, la pittura cambia anche come pennellata, come modo, come impostazione dei personaggi, come illuminazione, eccetera, via via che si... per esempio il ritratto del Widman ricorda molto i ritratti di Batoni, in quelle cose. Poi perché i proprietari sono gelosissimi gelosissimi del loro palazzo e non lasciano entrare quasi nessuno. E se no, è passato a un'altra famiglia, Berlingeri, ma sempre legata, la vecchia signora Treves poi lo lasciò a questi nipoti Berlingeri. Ma mentre la signora Treves, la baronessa Treves, era molto aperta e lo faceva vedere, loro no. Io ho avuto modo di vederlo, ma per vie tutte particolari. Secondo te i mobili della metà del secolo che noi vediamo anche nei quadri, cioè di gusto rococò, sono secondo te di antiquariato o sono una produzione di gusto neo-rococò, come dire, moderna? Cioè, quanto c'è secondo te di nuova produzione e quanto c'è di un gusto di, come dire, recupero di cose settecentesche? Ecco, nel ritratto di Favretto, negli ultimi che vi ho fatto vedere, ci sono altri ritratti anche che presentano dei divani, delle sedie, eccetera. Quelli sono neo-700. Questi che vi ho fatto vedere e ho riportato l'immagine del mobile originale, diciamo, del 700, secondo me era proprio antiquariato. Compravano dei mobili antichi e li inserivano, poi dopo con altri magari rifatti di gusto. Mi sembra molto... anche perché nel ritratto di Fabris, che ha quei mobili seicenteschi, è troppo precoce, anche per i mobilieri come Besarel, che è quello che poi segue l'onda del neo-rococò, del neobarocco. Poi ce ne sono altri, Toso, un altro che era famoso all'epoca, Guggenheim, che non aveva niente a che fare con il Guggenheim del museo. Sono tutte ditte che si stabiliscono nella seconda metà dell'Ottocento. Quello è un bell'argomento. Diciamo che per quanto riguarda le regge italiane, che sono quelle che mi sono occupato, nel 19 i sovrani danno tutto il patrimonio delle regge italiane, delle tenute, delle ville, che erano loro appannaggio, che avevano ereditato dalle precedenti dinastie, allo Stato italiano. Molti dei terreni e delle tenute agricole lo danno un po' come risarcimento all'opera combattenti, quindi è un modo per risarcire la nazione delle gravi perdite subite durante la guerra del 15-18. Naturalmente diventano museo i palazzi reali e parte di queste ville. Alcune vengono svuotate perché subiscono, tipo la villa di Portici viene data al demanio ed ora in università, quindi gli arredi vengono tolti, ma soprattutto nel 30 si pensa che questo arredamento così fastoso neobarocco, che era presente negli ultimi Savoia, molto presente negli allestimenti che loro avevano fatto, utilizzando mobili originali, come vi dicevo, ed altri fatti in stile, grandi drappeggi, stoffe, non piaceva più, e la sfortuna degli studi sulle arti decorative ha fatto sì che tutti questi oggetti d'arredamento erano creduti proprio meri arredi che potevano essere spostati in altri ambienti, ceduti, venduti.
e per far spazio a che cosa? All'esposizione dei dipinti degli arazzi che erano già pensati come opera di arte maggiore, e quindi le sale dei palazzi reali diventano sale per esposizione museale, dipinti, sculture e arazzi. Tutti gli arredi vengono spostati dove? Per ben che vada in altri ambienti del palazzo, male che vada negli uffici della città e malissimo che vada al Ministero degli Interni e degli Esteri. Da lì, siccome Mussolini aveva bisogno per le neo-ambasciate, il Regno d'Italia era fresco, quindi noi avevamo costruito delle sedi di ambasciate all'estero, dovevamo arredarle, ed ecco che si pensa di usufruire di tutta quella parte anche di oggetti d'uso. Per esempio, dal Palazzo Reale di Milano partono per il Ministero degli Esteri elenchi enormi di posate d'argento, vassoi, bicchieri, non solo, tutti i servizi di rame della cucina, i materassi, le lenzuola, le tovaglie, tutto quello che costituiva la guardaroba dei vari palazzi e che non era stata inglobata al Quirinale o nel Palazzo Reale di Torino o di Moncalieri, che erano le sedi che si erano ritenute ancora in Savoia, viene spostata a questi ministeri. I quali ministeri? Quello degli esteri li manda alle varie ambasciate, anche quadri di sculture, arazzi, tappeti, di tutto va. Il Ministero degli Interni invece li destina un po' all'arredamento del Parlamento e delle sedi del governo di Roma e un po' alle varie prefetture. Caso per esempio, io non sono riuscito a ricostruire una sala di Palazzo Pitti perché i mobili erano andati al Ministero degli Interni e da lì non sapevo più dove erano stati mandati. Per caso sfoglio un libro sulle prefetture d'Italia e nella prefettura di Bari, costruita negli anni 30, trovo l'intero salotto di Palazzo Pitti disposto lì, con addirittura i palchetti per le tende trasformati in fioriere. Ecco. Il destino è stato questo, anche perché non c'era in Italia nessuno che studiasse le arti decorative. C'era la critica crociana che appunto distingueva tra arte e non arte, e l'arte era solo la pittura praticamente, di Sguincio c'entrava la scultura, ma neanche poi tanto, tutte le arti decorative erano dette arti minori e quindi non degne di comparire in un museo. Solo appunto, come vi ho detto, negli anni 60, anche grazie all'opera di alcune soprintendenze che hanno fatto mostre importanti, ma soprattutto la prima è del 79, fatta appunto da Sandra Pinto, Cristina Piacenti, sul Curiosità di una reggia, che tirano fuori tutti gli oggetti del guardaroba della reggia per far vedere che cose e oggetti che sono sia curiosi, ma sono anche oggetti che attraverso i documenti siamo riusciti a capire gli autori e i committenti anche per cui erano stati fatti questi oggetti, quindi il gusto di un'epoca. Volevo parlare un attimo, accennarvi alla Reggia di Venezia, il Palazzo Reale di Venezia, che proprio nel 1922-23 il senatore Molmenti decide di smantellare, perché tutto quello che voi conoscete del Museo Correr, ora ci saranno 8 ambienti decorati ad affresco, comprese le sale che abbiamo visto prima, affrescate da Borsato, e poi anche in varie fasi dell'Ottocento, dal 1807 fino al 54-53, ma nel 1922-23, all'epoca della nostra mostra, il senatore Marino Molmenti decide di far distruggere 3/4 degli affreschi e le decorazioni per cancellare le tracce degli infausti passati governi, quindi Napoleone, e quindi mobilia, ma soprattutto affreschi, per cercare di ritirare fuori quello che c'era, come dire, di un'idea di una Venezia che non esisteva più, perché per abitudine i procuratori cambiavano, no? Quindi hanno lasciato i soffitti a travi, le pareti nude, avendo distrutto tutta una reggia, cioè tutto un apparato decorativo, del quale fu fatto prima di questa operazione un servizio fotografico
che stiamo cercando da tanti anni, perché potrebbe, siccome abbiamo i pagamenti di questo servizio fotografico, non riusciamo a trovare il pacco delle fotografie che potrebbe restituirci visivamente tutta la visione di tutte le stanze che sono state distrutte perché hanno lasciato solo qualcosa, come dire, a memoria, chiamavano la neoclassica, e loro non ci capivano niente in quell'anno, come abbiamo visto da questa mostra. Quindi Bagno di Napoleone, delle cose straordinarie di cui io sono riuscito a ricostruire i documenti, i pagamenti di tutte le stanze, ma non la visione, perché le foto, però le foto da qualche parte devono esserci e speriamo che possano uscire. Però sono rimaste intatte le sale degli imperatori. Sì, ma tutto era... Grazie Enrico. Non posso promettere al professor De Feo che troveremo anche queste fotografie, perché mi sembra che, e se no vi prometto che se le troviamo faremo un'altra mostra. Voglio ringraziare insomma a nome di tutti i presenti, a nome di Fondazione ancora Enrico Colle, perché mi ha molto affascinato, e poi lo lascio invece con una mia riflessione, perché mi sono appuntata sul cellulare. Ahimè, ma una tua riflessione quando hai detto alla fine l'Ottocento è il secolo del revival, e mentre lo dicevi ho pensato che alla fine tutti i secoli sono del revival, anche noi viviamo in un revival. Buonasera, grazie a tutti.